In occasione della Quaresima appena trascorsa, la Caritas diocesana ha ricevuto dalle comunità parrocchiali una somma di circa 4.000 euro che è stata devoluta al fondo a sostegno del progetto Casa e Lavoro per le famiglie in condizioni di disagio, in particolare verso coloro che non possono permettersi di pagare l'affitto. Le parrocchie hanno contribuito a una raccolta fondi per aiutare queste famiglie, promuovendo una comunità più coesa e inclusiva. Quanto raccolto nelle settimane quaresimali è stato consegnato al vescovo Monsignor Antonino Raspanti. La raccolta della Caritas diocesana a favore dei poveri è un'iniziativa importante che mira a supportare coloro che si trovano in situazioni di bisogno nella comunità locale. La carità si fa concreta. Con la colletta della Quaresima di Carità intitolata Casa e Lavoro, la nostra diocesi ha dato risposta e ha reso manifesto quello che è la sensibilità delle nostre parrocchie. Una sola Caritas, perché le parrocchie possono diventare un tutt'uno nelle loro Caritas parrocchiali. La nostra colletta è servita anzitutto per pagare gli affitti, perché sempre più persone vengono con la difficoltà di affrontare il pagamento mensile delle affittualità della casa, e in più ci stiamo spendendo con alcune aziende del territorio per effettuare delle borse lavoro, perché noi crediamo che la difficoltà va superata mettendo in gioco la persona che sta attraversando un momento difficile. È il luogo dove l'uomo trova la sua dignità più alta, è proprio quella del lavoro. E allora mi auspico, in un tempo come quello che stiamo vivendo, in cui si corre sempre e si è sempre distratti per arrivare ad altre finalità, quello invece di fermarsi e pensare che dinanzi a me c'è un mondo che mi attende e ci attende. E allora come Caritas, ecco, questo momento diventa un momento di fermarci per pensare alla solidarietà. Non ci sono solo io, ma gli altri che vivono insieme a me. E allora grazie alle parrocchie che ogni giorno danno il loro contributo concreto tra le loro mura, ma che si sono fatti interpreti di un progetto più grande che è quello della diocesi.